è quello di portare la Sicilia, come dico io sempre, nel mondo e il mondo in Sicilia. Poi affronteremo i vantaggi, gli svantaggi o comunque i rischi che possono portare il fenomeno sociale che rappresentano i social media. Affronteremo il tema degli influencer sui social network, quello di portare la Sicilia, come dico io sempre, diciamo, nel mondo, cognizione di quelle che ci sono, poi affronteremo le migliori per fare social media marketing, i vantaggi, e parleremo della digital transformation, portare il fenomeno sociale che rappresenta questi mesi i social media, soprattutto con il problema della pandemia, il tema una vera e propria necessità, quello di portare la Sicilia, come dico io sempre, diciamo, al mondo, le condizioni di quelle che in questo momento poi affronteremo le migliori per fare social media marketing, i vantaggi, e parleremo della digital transformation, portare il fenomeno sociale che rappresenta questi mesi i social media, con il problema della pandemia, l'Italia è una vera e propria necessità agli altri paesi, quello di portare la Sicilia, come dico io sempre, diciamo, al mondo, le condizioni di quelle che in questo momento poi affronteremo le migliori per social media marketing, e parleremo della digital transformation, portare il fenomeno sociale che qualcosa questi mesi i social media, soprattutto con il problema della pandemia, l'Italia è una vera e propria necessità agli altri paesi, quello di portare la Sicilia, come dico io sempre, diciamo, al mondo, le condizioni di quelle che in questo momento poi affronteremo le migliori per social media marketing, e parleremo della digital fenomeno sociale che qualcosa questi mesi i social media, soprattutto con il problema della pandemia, l'Italia è una vera e propria necessità agli altri paesi, quello di portare la Sicilia, come dico io sempre, diciamo, al mondo, le condizioni di quelle che in questo momento poi affronteremo le migliori per social media marketing, e parleremo della digital fenomeno sociale che qualcosa questi mesi i social media, soprattutto con il problema della pandemia, l'Italia è una vera e propria necessità agli altri paesi, quello di portare la Sicilia, come dico io sempre, diciamo, al mondo, le condizioni di quelle che in questo momento poi affronteremo le migliori per social media marketing, e parleremo della digital fenomeno sociale che qualcosa questi mesi i social media, soprattutto con il problema della pandemia, l'Italia è una vera e propria necessità agli altri paesi, quello di portare la Sicilia, come dico io sempre, diciamo, al mondo, le condizioni di quelle che in questo momento poi affronteremo le migliori per social media marketing, e parleremo della digital fenomeno sociale che qualcosa questi mesi i social media, soprattutto con il problema della pandemia, l'Italia è una vera e propria necessità agli altri paesi, quello di portare la Sicilia, come dico io sempre, diciamo, al mondo, le condizioni di questo momento poi affronteremo le migliori per diciamo un marchio. Che vuole esprimere e che posta i suoi lavori, quindi le sue eccellenze, sicuramente siciliane, dai paesaggi, dai borghi, dalle bellezze naturali di cui veramente ne ha grandezza la Sicilia.
E quindi è diventata un'opportunità perché oggi è promozione della Sicilia e delle sue eccellenze. Noi diciamo appunto che Io Compro Siciliano è un brand internazionale che vuole esprimere delle emozioni siciliane percepite attraverso un'unica e piacevole live experience di cui noi vogliamo far arrivare alla gente. E quindi è diventata un'opportunità come oggi è dare un significato alla Sicilia, alla Sicilia è esperienza. Noi diciamo appunto è realmente è un brand, un'esperienza, dalla colazione al bar alla passeggiata alla gente comune che sta in strada, magari la gente particolare che si trova girando la Sicilia. E noi vogliamo farlo proprio mettendoci proprio sotto quella garanzia che ci dà il menù della Sicilia è esperienza. Io Compro Siciliano, quindi come dicevo all'inizio, vuole portare la Sicilia nel mondo, passeggiata, questo è il nostro punto forte, la nostra mission. Noi vogliamo realmente attraverso e noi vogliamo farlo siciliano, portare la Sicilia nel mondo, vogliamo valorizzare la Sicilia, ma nello stesso tempo vogliamo portare Io Compro Siciliano, quindi come dicevo all'inizio, infatti stiamo sviluppando proprio la parte anche del turismo, che è il nostro punto forte. Mi fermo qui con i numeri. Io Compro Siciliano, noi oggi siamo circa Adesso passo la parola a Davide Morici, che magari continuerà tutta questa parte su Io Compro Siciliano. Subito dopo poi ritornerò nuovamente. Grazie Giuseppe. Prego, salve a tutti, buongiorno, è un piacere essere oggi qua e parlare di qualcosa che ci appartiene, ovvero di un progetto che poi alla fine è un progetto nato dal territorio, che magari continuerà e come ci ha detto un giornalista di Milano Finanza, la nostra forza è che il passo ha un valore ben preciso. Di solito i progetti partono dall'alto, si studiano, salve a tutti, buongiorno, si trovano i fondi, i finanziamenti o i finanziatori e poi si distribuiscono. Invece il nostro è partito al contrario, è partito dal basso, il progetto nato dal territorio, da una piccola rete che si divide, come ci ha detto un giornalista di Milano, e che ora distribuiremo ovviamente ben preciso. Di solito i progetti era un'idea partita, salve a tutti, volte si trovano che funziona, non è tanto la novità, ma come viene poi si distribuisce. Noi siamo riusciti a fare rete con un progetto e non è l'unico, perché in passato tanti hanno portato o hanno tentato di portare la Sicilia sotto forma di rete nel mondo. Ci sono tante singolarità che ci hanno rappresentato e che oggi ci rappresentano in maniera eccellente, perché si sa, il Made in Sicily già come di default è un brand che è il sinonimo di qualità, di grande e di altissima qualità nel mondo. Noi abbiamo cavalcato questo e in un momento di difficoltà proprio abbiamo diffuso ottimismo e siamo riusciti a creare questo fenomeno Io Compro Siciliano con l'intento di supportare imprese artigiane del food e non food, perché poi a 360 gradi, quindi anche artigianato d'eccellenza e artistico, e poi tutto ciò che è territorio sotto forma di identità di strutture ricettive e poi identità di territorio, perché oggi crediamo che se si vuole vendere un prodotto, che sia un prodotto Sicilia, un prodotto made in Sicily o che sia la semplicissima marmellata di un produttore siciliano, noi dobbiamo partire dal racconto del territorio, dove nasce, le mani, la manualità, l'azienda, la storia di quell'azienda. Attraverso il racconto si viene a creare quel fenomeno che poi di fatto diventa moltiplicatore per diffondere e promuovere sia il prodotto in generale, ma anche il Made in Sicily. Proprio per questo molte volte la differenza non è la novità intesa come idea innovativa, ma è come viene proposta, specialmente in un contesto come quello siciliano, dove si sa il siciliano culturalmente
è chiuso, è geloso, è difficile accedere, lui non cede, è difficile a fare rete, a andare in sinergia. E una delle grandi novità di Io Compro Siciliano è proprio la rete. Siamo riusciti a fare rete, a creare rete dove vogliamo costruire quello che è un brand da portare in giro per il mondo, affinché diventi questo brand una garanzia. Un po' mi ritrovo a New York o mi ritrovo a Dubai, vedo questo brand, quel brand mi identifica qualità, identità, provenienza, è un po' una garanzia di un prodotto che proviene dalla Sicilia di qualità. Tra le grandi cose che abbiamo fatto e che abbiamo anche un po' istituzionalizzato, abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la Regione Siciliana, perché sia dalla stampa abbiamo avuto tanta attenzione, dal più grande blog, da Uno Mattina o da Millionaire che ci ha dedicato un articolo, all'ultimo blog locale, abbiamo avuto un'attenzione massima, e questo è diventato anche un moltiplicatore, ci ha permesso di diffondere molto il messaggio di Io Compro Siciliano, che è diventato format a livello nazionale, perché abbiamo aiutato un po' Io Compro Calabrese a nascere, sia Io Compro Calabrese, Io Compro Veneto e tante identità che si rifacevano alla nostra, promuovendo i prodotti del territorio, quindi prodotti a chilometro zero e di qualità. Noi siamo stati l'esempio più grande come numeri, lo dimostrano i numeri che Giuseppe ha appena menzionato, e quindi di fatto siamo diventati un po' format, e l'attenzione ovviamente si è amplificata nei nostri confronti. Quindi abbiamo firmato noi il 13 ottobre di quest'anno un protocollo con la Regione Siciliana sul marchio QS. Il marchio QS è il marchio qualità sicura che ha creato la Regione Siciliana, precisamente l'assessorato all'agricoltura, sui prodotti agroalimentari. È un marchio di certificazione riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, e noi, per le finalità comuni che abbiamo insieme alla Regione Siciliana, quindi qualità, identità, provenienza, abbiamo firmato questo protocollo che ci permetterà di promuovere questo marchio nel mondo. Siamo la realtà che porterà in giro per il mondo questo marchio QS. Questo fa sì che siamo diventati anche ufficiali, per raccontarvi anche tanti aneddoti che poi ci hanno portato e che viviamo continuamente in questo percorso di sviluppo del progetto Io Compro Siciliano. Il giorno dopo ci ha chiamato la Camera di Commercio di Chicago perché stanno promuovendo per l'anno prossimo una serie di iniziative su aziende a livello internazionale. Nel caso particolare dell'Italia si è voluta relazionare con noi, perché noi siamo un po' una forma anche di associazione, chiamiamolo di categoria, anche se di fatto siamo una realtà imprenditoriale con una velocità che può avere una realtà imprenditoriale, perché voi crediamo nelle aziende, nello sviluppo delle aziende, nei supporti, crediamo nelle competenze, quindi di conseguenza dentro Io Compro Siciliano c'è tanto di formazione, c'è tanto di costruire, c'è tanto anche di incubatori di imprese, c'è tanto di incubatori di idee, quindi diventiamo un po' noi un contenitore che deve servire a servizio anche delle imprese siciliane per potersi migliorare, per potersi promuovere a livello internazionale. Andiamo avanti con tra gli altri protocolli che abbiamo anche firmato, abbiamo fatto dei protocolli con i parchi. In Sicilia abbiamo 4 parchi riconosciuti, in questo momento ne abbiamo fatto con 2, ma già sono in programma gli altri 2. Quindi abbiamo il Parco dei Nebrodi, Parco delle Madonie, con cui abbiamo proprio firmato un protocollo d'intesa, e a breve faremo anche il Parco dell'Alcantara e il Parco dell'Etna. Poi abbiamo fatto un altro protocollo importante con Slow Food Sicilia, proprio per promuovere quelle che sono quelle identità di prodotti a chilometro zero, che rispettano determinate caratteristiche, che rispettano determinate lavorazioni, che mantengono l'identità del prodotto e la qualità del prodotto. Quindi per noi ovviamente tutto questo è servito a rafforzare quello che è il brand, il nostro lavoro il nostro lavoro legato proprio a Io Compro Siciliano, perché quando noi diciamo è stile di vita, perché è diventato stile di vita? Perché quando un fenomeno ti condiziona la vita quotidiana, la vita ordinaria, e faccio l'esempio riferendomi sempre un po' al supermercato, che oggi quando andiamo al supermercato guardiamo la bottiglia ma la giriamo per vedere la provenienza. Già questo è un fenomeno, e questo è quello che abbiamo diffuso e che stiamo portando avanti proprio affinché si supportino le imprese siciliane, ma c'è da fare tanto lavoro anche sulle imprese siciliane che devono fare determinate scelte.
anche perché per sfatare quello che si dice che sì, ma il prodotto locale poi costa di più rispetto al prodotto, questo è anche relativo, perché molte volte, vedete, quasi sempre, il prezzo lo fa anche un po' la richiesta. Se noi quel prodotto che non è di qualità non lo tocchiamo, non lo compriamo e rimane negli scaffali del supermercato, di conseguenza diamo valore molto più al prodotto siciliano, che fa sì che si abbassa anche come costo, ma di fatto il prodotto siciliano è sempre più, dobbiamo puntare a quello che è la qualità del prodotto locale, Ovviamente, come dicevo, l'attenzione l'abbiamo avuta dalla stampa e dalle televisioni, dalla RAI. Qua ci sono alcune delle emittenti che ci hanno dato importanza, c'è anche Millionaire che ha fatto un articolo su di noi proprio come fenomeno, specialmente nel momento in cui siamo partiti. C'è un momento in cui, come dicevo, abbiamo diffuso ottimismo, è un momento in cui abbiamo fatto rete, abbiamo unito un sentimento che è quello anche dell'orgoglio, che noi poi al sud, specialmente in Sicilia, l'orgoglio è uno dei fenomeni che ci porta a creare, a fare squadra. Come vedete, uno degli articoli che ci ha fatto Repubblica, proprio nella sezione innovazione e lavoro, il gruppo siciliano, il portale web con oltre 257.000 iscritti. Quindi la stampa vuoi, perché è un fenomeno, ed è un fenomeno poi targetizzato, perché una cosa che ci piace sempre sottolineare è che il fenomeno è social. Il social ovviamente oggi è diventato un tramite, perché di fatto il nostro è un progetto imprenditoriale che va oltre il social, ma il fenomeno social ci serve, e lo strumento social ci serve per poter portare avanti quello che è un messaggio. Il nostro gruppo è un gruppo targetizzato, non è un gruppo aperto a chiunque, è un gruppo che segue delle regole. Cioè all'atto pratico, oggi io azienda voglio postare all'interno del gruppo, devo rispettare delle regole che puntano a far sì che quell'azienda scriva determinate informazioni, la provenienza, il luogo dove è l'azienda. Questo proprio anche per sensibilizzare le stesse aziende a far sì che ci sia competenza, che ci sia un passaggio di informazioni che arrivano all'utente o al consumatore, che è collegato sempre nel nostro gruppo a livello internazionale, locale oppure di fuori. E proprio per questo quindi è un gruppo targetizzato, un gruppo che è sensibile all'acquisto di prodotti siciliani e a supportare imprese siciliane. Questo ovviamente è diventato una forza. Io compro siciliano, quindi, come dicevamo prima, è uno stile di vita che porta avanti queste tre parole sin dall'inizio: qualità, identità e provenienza, che sono alla base del progetto. La nostra mission è quella di amanti della qualità della vita con le migliori eccellenze, e la Sicilia può soffrire. Cioè, noi vogliamo portare la Sicilia, come diciamo sempre, nel mondo, il meglio della Sicilia, la qualità della Sicilia. E affinché questo avvenga ci deve essere una consapevolezza da parte di noi siciliani, di noi imprese siciliane, che dobbiamo dare il meglio anche sotto forma di protocolli che rispettano quella qualità e quell'identità che vogliamo portare nel mondo. Che sia azienda di food, che sia azienda di altro, che sia anche azienda nel settore dell'accoglienza, proprio perché, come abbiamo menzionato, il comparto turismo per noi è molto attenzionato. Cioè quella qualità dell'accoglienza che non deve essere scontata. Oggi per aprire un'attività in generale uno dovrebbe andare a fare un corso di formazione, che sia una pizzeria o che sia una struttura ricettiva, che sia una struttura extraalberghiera, proprio perché ci sono delle attività, o tutte queste attività danno un servizio al consumatore, all'utente finale, e proprio per questo quella qualità non deve essere assolutamente abbassata, cioè deve essere un'alta qualità. Nel caso proprio del turismo, come dicevo, qualità dell'accoglienza, oggi nel mondo extraalberghiero, per prendere un esempio che è un settore poi particolarmente a me caro, tanto si improvvisa. Oggi abbiamo una struttura, ho la casa del nonno e faccio il B&B o la struttura, la casa vacanza di turno, senza avere consapevolezza di quello che sono determinati criteri. Considerate che quello è un punto di contatto, uno dei primi punti di contatto con quello che è il nostro turista che viene in Sicilia e che non conosce niente o sa qualcosa. Quindi se non abbiamo noi la consapevolezza, la competenza, se non conosciamo il nostro territorio, non possiamo né mai trasferire tutta questa qualità e questa conoscenza al nostro ospite.
Quindi noi dobbiamo prima studiare, anzi proprio questo periodo Covid spero serva almeno a questo, cioè a studiare, avere la consapevolezza prima di improvvisarci in determinate attività. Andando avanti, etica, creiamo e condividiamo con gli stakeholder valore di lungo termine tramite il nostro impegno nel miglioramento della trasparenza, nella sostenibilità e nello sviluppo personale. E mi permetto di dire, siamo stati anche attenzionati dal Milan Urban Policy Pact, che non è altro che un patto che è stato istituito, scritto e firmato a Expo nel 2015 a Milano. Ai tempi erano 123 città al mondo, oggi sono circa il doppio, 250, dove in Sicilia c'è la città di Palermo, la città di Catania, ed è un patto che promuove il prodotto a chilometro zero, quello di qualità, quello che arriva nelle nostre tavole, quello che fa sì che anche determinati fenomeni legati alla salute vengono anche tutelati, perché si sa che molte delle problematiche che ci coinvolgono negativamente, quindi su problemi legati alla salute, provengono da quello che arriva nelle nostre tavole, da quello che mangiamo. Proprio per questo noi, sia per l'identità, sia per il fatto che siamo una realtà che parte dal territorio e che vuole dare valore al prodotto locale, al prodotto del territorio, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per fare un protocollo proprio con il Milan Urban, proprio sulla trasparenza di quello che sono i contenuti di quello che arriva nelle nostre tavole. Proprio per questo per noi l'etica è un elemento assolutamente importante del progetto. La progettualità Io Compro Siciliano. Noi nella progettualità, ovviamente Io Compro Siciliano è un macro progetto che coinvolge tante aree. Una di queste aree è il nostro marketplace che abbiamo aperto nel mese di settembre di quest'anno, che è proprio iocomprosiciliano.com, ed è il più grande marketplace delle eccellenze siciliane. All'interno abbiamo ad oggi 47 aziende, ma delle 2700 aziende stiamo andando a fare un audit. Perché? Perché un'azienda, per poter promuovere, come dicevamo prima, promuovere dei prodotti made in Sicily e di determinate qualità, deve essere un'azienda, deve rispettare determinati protocolli, deve avere determinate certificazioni, e proprio per questo stiamo sviluppando un audit per andare a conoscere le aziende, per conoscere le aziende da tanti fattori, non solo fattori legati al prodotto fine a se stesso, ma anche alla sostenibilità dell'azienda, anche a quei fattori dedicati esclusivamente a quello che sono anche la sostenibilità finanziaria dell'azienda, perché se un'azienda vuole sviluppare un determinato processo, che sia un processo che possa portarlo a dei scenari più ambiziosi, possono essere nazionali, internazionali, sicuramente deve avere anche determinate caratteristiche, deve affrontare determinati impegni, e proprio per questo deve saperlo prima per potersi strutturare. Ci sarà anche una selezione naturale, ci sarà anche quella scelta consapevole che noi diciamo sempre, che è quella scelta che fa sia il consumatore quando deve scegliere un prodotto, ma la deve fare anche l'imprenditore, perché non si può improvvisare, non si può pensare di voler arrivare a fare internazionalizzazione, che è un argomento, è una parola che spesso viene blasonata, quando in verità non si riesce neanche a fare regionalizzazione. Cioè, allora bisogna avere la consapevolezza di quelle che sono le proprie capacità, le proprie forze, e capire se posso arrivare, cosa devo fare per arrivare. Bisogna avere la consapevolezza, perché la competenza è qualcosa che assolutamente non deve mancare, e quando parliamo di competenza parliamo di formazione. Quindi proprio per questo dicevo, uno dei nostri comparti principali è il marketplace, dove abbiamo vari settori. Andiamo dall'enogastronomia, che è il settore principale, l'artigianato, l'abbigliamento e gli accessori. Poi c'è anche una sezione dedicata agli annunci, perché abbiamo una grossa fetta di artisti di qualità, noi li chiamiamo artisti dell'ingegno, oppure anche artigiani dell'ingegno, artigiani dell'eccellenza, che sono degli artisti che lavorano e fanno delle opere ovviamente spot, e proprio per questo non sono identificati come con partita IVA, e proprio per questo noi abbiamo creato, la inaugureremo a breve, una sezione dedicata proprio agli annunci per tutti i non possessori di partita IVA. Un altro ambito del nostro progetto sono i corner Io Compro Siciliano, ovvero i corner all'interno del settore Horeca, e comunque in generale anche all'interno della grande distribuzione. C'è un corner dove ci sono i prodotti del territorio, i prodotti delle aziende di Io Compro Siciliano, scusate. Immaginate un corner in luoghi come può essere un aeroporto
portano al mondo, immaginate i luoghi con forte ricettività turistica in generale, che siano locali, cioè in Sicilia, ma che siano a livello internazionale, distribuiti in stazioni, distribuiti in aeroporti, in porti. Quindi, ovviamente questo è uno dei settori che stiamo portando avanti, anche attraverso lo sharing factory, ovvero avere proprio la nostra etichetta e tante aziende che rispettano determinati protocolli affinché ci sia un prodotto che possiamo uniformare e promuovere nel mondo. Quindi adesso un olio, si produce dell'olio, si uniscono varie aziende proprio per supportare quella che è la richiesta a livello internazionale e di conseguenza si fa uscire tutto in maniera uniforme. Un altro aspetto sono gli eventi. Ovviamente noi abbiamo puntato, e più avanti ora a breve vedremo anche qualche slide, su quello che è la comunicazione. Io Compro Siciliano sin dal primo momento, quindi sin da aprile, ha portato avanti delle attività live, cioè, ovvero abbiamo raccontato la Sicilia e i siciliani attraverso questi live, con appuntamenti giornalieri, non ci siamo mai fermati. Da là è nata sempre più l'implementazione per puntare alla web TV. Oggi siamo una web TV. Siamo pure una testata giornalistica regolarmente registrata al tribunale e riconosciuta. E ovviamente questi live, ovviamente con format ben definiti, puntano a far uscire determinati aspetti della nostra sicilianità per promuoverla nel mondo. Quindi abbiamo il format delle 12, Io Compro Siciliano Live, abbiamo che è più di informazioni, di attualità, quello delle 18, dove si parla più di aziende, abbiamo quello legato al mondo della musica, che è il Sicilian Air, come Io Compro Siciliano Chef, che è quello dedicato proprio al cibo. E sempre più ne faremo uscire, perché crediamo molto nella web TV, nella comunicazione attraverso i social, strutturata, presentata come una TV. Ovviamente tutto questo si trasferirà, Covid permettendo, anche in eventi che porteremo in giro del mondo, eventi dove uscirà fuori la sicilianità, dove uniremo il prodotto, che è la marmellata, alla cultura, perché noi crediamo assolutamente che il prodotto deve essere presentato anche all'interno di contenitori dove c'è l'arte, abbinare l'arte alla musica. Tempo fa ci hanno chiamato per un evento internazionale, e ora vi parlerò del Poligono Normani. Tempo fa ci hanno chiamato per un evento internazionale che ci sarà l'anno prossimo in Sicilia, dove ci vogliono come Io Compro Siciliano, perché la nostra forza cos'è? Che noi siamo un brand, non siamo una TV, siamo un brand che ha tanto dentro, ha il prodotto ma anche la comunicazione. E questa realtà grossissima che organizzerà questo evento, che è legato al mondo della musica jazz in particolar modo, ed è a livello regionale, è un evento internazionale che coprirà diverse città siciliane, ci ha chiesto già la nostra presenza, sia come comunicazione, ma anche come presenza sotto forma di prodotti, perché dice: perché non presentare un prodotto abbinato alla musica? Perché non creare una proposta che sia assolutamente connessa? E assolutamente questo non fa altro che rivalutare, con delle formule studiate. Uno degli eventi che ha inaugurato la nostra sezione eventi, diciamo, esterni, è stato il Palio dei Normali. Nella maniera più trasparente e bella che possa succedere, a fine luglio ci ha chiamato un assessore del comune di Piazza Armerina e ci ha chiesto la nostra presenza in questo evento, che è uno dei grandi eventi della regione siciliana, il Palio dei Normanni di Piazza Armerina. Noi in 3 giorni abbiamo gestito un paese, lo abbiamo raccontato, lo abbiamo divulgato e abbiamo fatto più di 1 milione di visualizzazioni. Questo assessore ha vinto. Attraverso i nostri canali abbiamo dato voce a gente comune, ad artisti, a maestranze, a identità. Quindi alla fine noi diventiamo anche un riferimento per la promozione del territorio, quindi abbinato a quello che si dice di turismo. Cioè io voglio promuovere il mio comune, io voglio promuovere il mio territorio, quindi partendo dall'azienda che è del territorio a tutto quello che sono le bellezze del territorio, anche culturali, di conseguenza diventiamo una realtà che può promuovere a livello turistico un territorio. Come dicevo prima, siamo diventati testata giornalistica e web TV ufficialmente registrate. Qua ora ci sono delle slide dei nostri live. Questo è Io Compro Siciliano Live, che presenta Katiuska Falbo. Ovviamente ogni giorno alle 12, dal lunedì al venerdì, sui nostri canali YouTube, Facebook. Poi c'è un'altra rubrica che è Io Compro Siciliano, chiedimi pure. Questa è una rubrica dove si parla di turismo e spettacolo e va all'interno di Io Compro Siciliano Live ogni giovedì.
si parla di turismo e spettacolo, ma anche di sociale, perché noi crediamo molto, anche lo abbiamo detto anche nella nostra diciamo identità societaria, che è una benefit, crediamo molto in quello che è la connessione del sociale al turismo e allo spettacolo. E proprio a proposito di questo mi piace raccontare una collaborazione che stiamo portando avanti con una fondazione internazionale che ci ha chiamato, è una fondazione che ha sede a New York, ci ha notato, ci ha chiamato. Questa fondazione si occupa di femminile, cioè di tutto ciò che riguarda il fenomeno sociale contro la violenza sulle donne e poi anche quello che riguarda lo sviluppo sotto forma di imprenditoria femminile. E ci ha chiesto un progetto in Sicilia, da far nascere in Sicilia, a marchio Io Compro Siciliano, sull'agricoltura imprenditoria femminile. Quindi di conseguenza stiamo già strutturando. Questo fa sì che noi diventiamo quindi anche incubatori di impresa, incubatori di idee. Ha un'idea, è valida. Abbiamo in questo momento il contenitore che Io Compro Siciliano, quel marchio che può crearti tutti i presupposti per poter portare avanti questo progetto e trovare anche i finanziatori che te lo possano finanziare. Quindi proprio per questo crediamo molto nel sociale. Quindi il giovedì, dicevo, ogni giovedì alle 12 dentro Io Compro Siciliano Live c'è la rubrica Chiedimi pure, dove si parla di turismo, spettacolo e sociale, e il venerdì, sempre all'interno di Io Compro Siciliano Live alle 12, c'è l'altra rubrica, sempre Chiedimi pure, dove si parla di innovazione, internazionalizzazione, fondi europei, marketing e comunicazione. E ovviamente Giuseppe la conduce. Il sabato abbiamo un'altra rubrica che è un altro programma, format Io Compro Siciliano Chef, dove c'è proprio all'atto pratico la cucina, è protagonista. Abbiamo Alessia Smile Food che invita e si confronta anche con chef internazionali cucinando prodotti siciliani. Cioè noi nei nostri programmi dobbiamo promuovere la Sicilia, ne dobbiamo parlare per promuoverla a 360 gradi. In questo caso si parla di cucina. Un altro format che è partito da poco ma che sta avendo un successo veramente enorme è Sicily On Air, è ogni giovedì sera alle 21:30, è un programma che racconta la Sicilia nel mondo e anche le connessioni, un po' artisti siciliani che si sono fatti conoscere a livello internazionale, ma anche le connessioni sulle provenienze. Quante volte scopriamo che quell'artista famosissimo alla fine è originario o c'ha un collegamento con la Sicilia, quindi tutto deve essere un pretesto per parlare di Sicilia e promuoverla. Vi invito a seguire questi live perché assolutamente sono molto interattivi e molto coinvolgenti. Un altro che verrà inaugurato a brevissimo è Sani Talk del dottore Di Falco, che è un format che riguarda proprio la salute, per come si intende, che verrà promosso, si farà una volta a settimana, ogni martedì alle 14:30, ma non vi voglio dire tanto perché partirà a breve, quindi di fatto è tutta una sorpresa. Ovviamente ogni format ha il suo contenuto ben definito, dove costruire attorno tutto un fenomeno anche commerciale, pubblicitario, ma all'interno ci deve essere il contenuto. Non è al contrario che noi sulla pubblicità dobbiamo mettere qualcosa perché dobbiamo garantire, perché di fatto il nostro è un progetto imprenditoriale, quindi che ha bisogno, necessita delle sue risorse, quindi tutto questo deve essere messo a sistema. Ma per noi il contenuto è fondamentale. Il Sea-Host, come dicevamo prima, il turismo. Noi all'interno di Io Compro Siciliano abbiamo creato due realtà, il Sea-Host e la Sicily City Pass. Il Sea-Host non è altro che un portale unico del turismo, dove tu all'interno, un po' un Amazon del turismo, all'interno puoi trovare la struttura ricettiva, prenotarti la struttura ricettiva con l'esperienza, prenotarti la struttura ricettiva con la serata presso il ristorante, con l'esperienza a marchio Io Compro Siciliano, tutto nell'ottica di una qualità, identità e provenienza. Quindi anche all'interno del Sea-Host tutte quelle strutture che saranno presenti rispetteranno determinati standard qualitativi e di identità. Torniamo a quella parola che dicevo prima, qualità dell'accoglienza. Non si può assolutamente pensare di sviluppare un'attività, specialmente nel turismo, ma lo dico in tutti i settori, senza avere qualità dell'accoglienza. Assolutamente per noi è un elemento fondamentale, perché diventa anche un'immagine nostra nei confronti del nostro utente. Il Sea-Host quindi è proprio un Amazon del turismo che lanceremo a inizio d'anno, ovviamente tutto a marchio Io Compro Siciliano. E l'altro prodotto legato al turismo è la Sicily City Pass, è quella card che ti fa accedere
in Sicilia a tutto quello che sono le attrazioni, i monumenti, l'accesso anche a determinati servizi turistici, ai noleggi, alle serate presso determinate strutture ristorative, trattorie. Quindi ovviamente è una card che attraverso quella card tu puoi accedere alla Sicilia. E noi l'abbiamo inaugurata l'anno scorso, nel mese di ottobre, quando abbiamo gestito il tour dell'attore più famoso della Cina, che è venuto in Sicilia, un po' sulle vie di Montalbano, su questa, diciamo, falsariga. Lui ha fatto un giro della Sicilia, partendo da Palermo, viaggiando un po' tutta la Sicilia per chiudere poi a Taormina, per conto della TV nazionale cinese. Considerate che questo film sarebbe dovuto andare in visione quest'anno, e l'accordo che avevamo fatto anche con la TV nazionale cinese era quello di portare circa 2 milioni di cinesi in Sicilia. Il Covid ha bloccato tutto, sarà fatto l'anno prossimo, ma noi l'anno scorso, appena lui è arrivato a Palermo in maniera ufficiale, a Palermo abbiamo consegnato proprio la Sala delle Lapidi, quindi il Comune di Palermo, abbiamo consegnato questa carta, la Sicily City Pass, proprio per far accedere la Cina a quello che sono i servizi turistici in Sicilia. La card è sotto forma di app, è quindi un'app che si scarica e che si attiva per un giorno, per 3 giorni, e che ti permette anche, tra le tante, di poter avere una audioguida integrata all'interno. Quindi mi trovo dentro, davanti al Teatro Greco di Taormina, vuoi attivare un'audioguida per sapere le informazioni, conoscere le informazioni in lingua, dipende, varie lingue, ovviamente la posso attivare, in automatico ce l'ho integrata. Quindi questo è per far capire che Io Compro Siciliano, in maniera assolutamente sinergica, abbraccia quello che è proprio l'identità della nostra Sicilia da portare dal mondo. Diciamo sempre la Sicilia nel mondo per quanto riguarda i prodotti, il mondo in Sicilia per quanto riguarda il turismo. Detto questo, io vi ringrazio, passo la parola a Giuseppe Giorgianni. Assolutamente non mi rimane che dirvi: seguiteci, perché Io Compro Siciliano è un progetto fatto da uomini, da risorse umane, è fatto da squadra e sinergia. Ognuno deve prendersi la propria responsabilità, e proprio per questo vi dico: seguiteci, perché di novità ce ne sono tante in campo. Grazie. Davide, ti ringrazio. Prima di far iniziare Giuseppe al volissimo, appunto, volevo ringraziarti, e le slide che ci hai presentato sono veramente illuminanti, ragazzi. Cioè, quello che secondo me mancava e che va fatto, sentivo spesso parlare di identità, di internazionalizzazione, di capire cosa fare nel merito. Caro Davide, io penso alla stessa maniera, non si può più improvvisare, il mondo ci chiede di sapere cosa si va a fare, quindi anche il tuo accenno alla formazione non può trovarci in linea con quanto tu dici. Effettivamente ti dico un'esperienza all'Università di Messina, abbiamo fatto un incremento del 27%, come dicevo domani presenterò a Istanbul per la fiera internazionale, Giuseppe lo sa, mi capita di stare sempre in giro per il mondo, ed è su questo che dobbiamo in qualche maniera agire. Anche quella slide che presentavo sull'Innovation Hub, cioè dovremmo trovarci all'interno della Sicilia dei contesti dove fare questo tipo di discorsi. Non li capiranno tutti, pazienza, ma questo ci faranno varcare i confini del mondo. Ti dico subito che ho dei contatti personali anche su Sydney e su Melbourne, che sai che sono siciliani nell'animo, ce ne stanno tanto. Io la granita che ho mangiato ottima fuori dalla Sicilia era Collins Street a Melbourne, che c'è la cultura del cibo siciliano, e mi ha veramente sorpreso. Quindi veramente, Davide, ti ringrazio per questa tua presentazione, e sono veramente contento, e sono certo che anche sulle iniziative che in qualche maniera portavi avanti, ci sono tantissime, dalla web TV alle card, tutto il resto. Sono convinto che come università, ma ti posso dare anche conferma come gruppo di ricerca nell'ambito di informatica, che possiamo darti qualunque tipo di supporto, perché in primis la Sicilia, noi siciliani, e poi tutto il resto in un circuito etico, valido, che ha certe sfide, non tanto per farle le cose. Quindi ti ringrazio. A questo punto mi scuso con Giuseppe che ho rubato qualche minuto, ma volevo appunto complimentarmi con quanto detto da Davide, e fornisco te, Giuseppe, adesso il controllo della presentazione. Sì, grazie
Grazie, io adesso intanto mi scuso con alcuni che si sono collegati, sono tanti che si sono collegati con la pagina Facebook e con la pagina anche YouTube, che praticamente ci sono stati all'inizio dei problemi con l'audio, ma sono stati risolti. E ringrazio veramente tanti, sia tanti che sono gli studenti che stanno partecipando, che comunque anche la gente comune sta partecipando numerosa attraverso i nostri canali social. Questo per sottolineare il fatto che realmente diciamo che i social media, internet ha rivoluzionato il modo di comunicare e il modo di comunicare. Diciamo che infatti abbiamo voluto introdurre anche argomenti importanti quali siano i vantaggi e i svantaggi, i rischi che possono portare questi fenomeni. Abbiamo voluto introdurre il fatto degli influencer, del social media marketing, che è magari un argomento un po' più tecnico che può essere davvero utile agli studenti, e poi il punto finale riguarderà un po' la parte di come trasformare un'idea in un'impresa di successo. Adesso questa parte la porterò io avanti, iniziando proprio su questo argomento che secondo me è veramente molto importante, che il fenomeno sociale dei social media con i propri vantaggi e i propri svantaggi. Internet è sicuramente, come dicevo all'inizio, la rivoluzione sociale più importante degli ultimi tempi, e la drasticità dei cambiamenti apportati dai social network è innegabile. Hanno cambiato le nostre vite, il modo di comportarci, di rapportarci con noi stessi e con gli altri, il modo di pensare, anche non per ultima dell'educazione. Oggi possiamo dire che internet è veramente l'enciclopedia più importante al mondo ed è una fonte di formazione e di informazione nello stesso tempo. I social network oramai sono diventati veramente i principali strumenti di comunicazione e di trasmissione tra reti di persone, tra comunità, tra organizzazione. Io mi ricordo con un po' di nostalgia quando ancora ero proprio all'università e quando cominciavamo a giochicchiare e a comunicare tra noi e magari qualche altra università. Erano gli albori dei social network alla fine, perché noi mandavamo dei messaggi all'epoca alle altre università, poi magari ci rispondevano fra dopo un'ora. Non c'era l'interattività che oggi c'era, ed erano i precursori di quello che oggi è Facebook, di quello che oggi è WhatsApp, di quello che oggi è Telegram, che sono un po' tutte i mezzi di comunicazione. Diciamo che tutto ciò che differenzia la comunicazione nei social media da quella tipica della comunicazione di massa tradizionale, che sono radio, televisione. Scusa se ti interrompo. Giuseppe? Noi abbiamo sentito perfettamente Davide, non so cosa sia successo nella vostra connessione, vi sentiamo un po' male dal punto di vista audio, ti vediamo benissimo, però sentiamo un po' male. Non è cambiato nulla, però adesso provo magari ad aumentare un po' il volume. Ok, grazie. Davide lo sentivamo bene, forse un po' più distante dal microfono, vedi un po' tu. Mi sposto magari così. Adesso mi sentite meglio? Sì, ti sentiamo meglio, procedi. Ok, perfetto. Stavo dicendo, ciò che differenzia la comunicazione nei social network da quella tipica dei mezzi di comunicazione di massa tradizionali, quindi televisione, radio, eccetera, è il fatto che i social media proprio permettono una comunicazione interattiva, danno la possibilità di partecipare alla conversazione e di non essere più dei semplici ascoltatori passivi. Questo fa sì che comunque dia quel qualcosa in più che oggi ha portato ad avere dei fenomeni come il pop siciliano. Le persone infatti non si limitano a guardare, ma interagiscono con questi sistemi. Voi pensate che oggi realmente i social network, YouTube, Facebook e gli altri sono diventati veramente un mezzo potentissimo. Vi faccio qualche esempio. Gli utenti su YouTube caricano ogni minuto in media circa 400 ore di video. Per esempio su Facebook si possono contare più di 4,70
miliardi di post pubblicati al giorno, c'è una cosa veramente enorme, e tutto ciò realmente porta a questi social network ad essere veramente lo strumento principale di comunicazione. Io vi volevo adesso introdurre un mio pensiero, cioè come realmente secondo me i social media hanno influenzato le tre sfere personali di ognuno di noi, che sono le relazioni, gli acquisti e la formazione e informazione. Tutti i canali social media si fondano su reti di relazioni basate sulla capacità e sulla volontà delle persone di interagire liberamente con altre persone. Abbiamo visto che appunto i social network permettono proprio questo scambio di informazioni anche tra persone sconosciute. Molto spesso vediamo o postiamo, per esempio anche noi su Io Compro Siciliana, un argomento e subito le persone cominciano a interagire e fanno sì che quell'argomento diventi una forma di discussione e di interazione e quindi di relazione tra le persone. Vi faccio un esempio proprio pratico. L'anno scorso abbiamo postato facendo gli auguri al nostro Fiorello, Rosario Fiorello, e quel giorno postandolo, se non ricordo male, più o meno alle 10 del mattino, ci siamo ritrovati alle 10 di sera che avevamo circa 180.000 interazioni e circa, se non ricordo male, c'erano circa 2.500 commenti, quindi una cosa enorme in poco tempo su un personaggio amato, sicuramente un personaggio siciliano. Diciamo che anche su questo, indipendentemente dallo strumento digitale utilizzato, l'opportunità maggiore offerta da internet è quella di conoscere le persone a noi anche non vicine fisicamente, ma che possono invece appartenere anche alla stessa comunità online, che possono condividere i nostri stessi interessi, i nostri stessi obiettivi. Per questo motivo le relazioni interpersonali che nascono online molto spesso sono più solide di quelle che sono offline. Ciò spinge un po' le persone a comunicare virtualmente con maggiore intensità, proprio per la condivisione dei valori stessi e degli interessi. Un altro punto focalizzante nei vantaggi che hanno portato i social network è la parte degli acquisti. Gli acquisti sono aumentati veramente in modo vertiginoso e in modo esponenziale, grazie anche ai social network, e da questo l'hanno capito molto anche le aziende, che hanno cominciato a creare il cosiddetto social media marketing. Giuseppe, ti devo ribloccare un'altra volta. Non so se forse il volume è alto. Io penso che allora continuiamo a vedere il segnale distorto. Non so, Valeria, confermi anche per te è così? Non so se fosse il mio. Valeria? Sì, è un po' distorto il volume. Forse adesso l'ho abbassato, come mi sentite? Ora è meglio, prova così, dai. Sì. Perché è molto capisci, quindi va. Vai. Sì, e stavo dicendo che comunque realmente tutto ciò ha influito tantissimo anche sugli acquisti e sul modo di pensare delle aziende per vendere i propri prodotti, e questo ha fatto sì che comunque sono nate anche nuove figure professionali, social media marketing o altre figure che sono connesse sempre all'utilizzo di internet per quanto riguarda gli acquisti. Dal punto di vista sociale gli acquisti è cambiato tanto, perché oggi come oggi noi possiamo collegarci sulla parte sui vari social network e andare a vedere ad avere delle interazioni, delle risposte in digitale di altre persone che magari hanno acquistato, di altri consumatori che hanno acquistato quel prodotto, e quindi attraverso queste interazioni si possono avere dei feedback se andare o no a comprare quel prodotto. Questo poi lo tratteremo più avanti. Hanno fatto sì che sono nati i cosiddetti influencer, che sono ormai oggi molto famosi sul web e che riescono realmente a influenzare gli acquisti e quindi ad andare a comprare determinate cose che altre.
Per quanto riguarda invece la formazione, anche lì è cambiato tanto perché quando parliamo di primato del digitale intendiamo quel cambiamento nella cultura degli individui che spinge questi ultimi a consultare in primo luogo i canali digitali e poi quelli tradizionali. Vi faccio un esempio. La prima cosa che viene in mente quando ahimè si ha un problema di salute è proprio andare sui social network o andare su internet ad andare a vedere cosa si potrebbe fare o cosa si potrebbe avere in quel caso e quali sono i rimedi o dove andare per andarsi a curare. Quindi questo ha portato realmente un vantaggio esponenziale perché realmente l'utilizzo grazie diciamo ai social network e alla rete che si è andata a creare all'interno di questo uso di questi nuovi mezzi di comunicazione è stato veramente grande ed è stato veramente importante. Però realmente i social media hanno portato anche degli svantaggi o dei rischi soprattutto, perché realmente ci sono tanti aspetti della nostra vita influenzati dai social network e dai social media, strumenti che ormai sono sì entrati nella nostra quotidianità e che hanno un po' anche rivoluzionato il modo di vivere, il modo di agire sociale. Il fenomeno dei social media ha stravolto appunto in positivo da un lato ma anche in negativo in altro. Non sono da sottovalutare proprio questi rischi che possono essere veramente particolarmente dannosi alla salute delle persone. E questa praticamente anche sono connessi anche dei pericoli per la propria vita, perché realmente della gente si è ammalata e non è riuscita a utilizzare questi social media in modo ottimale, cioè come dicevano i latini in medio stat virtus, cioè cercando di stare in un equilibrio tra i due estremi, tra l'uno e l'altro vantaggio o svantaggio che si hanno dei social media. Per molti infatti restare connessi è diventata una vera e propria dipendenza. Io infatti qui ho messo questa slide proprio per evidenziare il fatto che molto spesso quando si viaggia, io viaggio spesso sia negli autobus sia negli aerei, un po' dappertutto vediamo tutta questa gente, tutti col cellulare in mano, che magari il contatto fisico, cioè il parlare in modo offline è diventato veramente in modo pazzesco sconnesso. Tutti sono collegati magari uno di fronte all'altro, ma magari si scrivono tramite WhatsApp, e questo può comunque realmente portare della dipendenza e veramente dobbiamo cercare di capirlo in tempo, soprattutto per le classi più deboli, per le persone già che hanno dei problemi. Questo può portare veramente dei disagi enormi. Io praticamente ho visto proprio ieri un rapporto del Censis sulla situazione sociale dei social media in Italia. Sta crescendo veramente in modo pazzesco in tutte le fasce d'età e quindi anche nei bimbi può portare dei disturbi, nei bimbi, diciamo nei ragazzini, perché realmente ma già andando al ristorante si vedono molto spesso che ahimè qualche bimbo si mette a piangere e comincia a urlare proprio se non gli dai il cellulare in mano per andare a vedere magari un video su YouTube, eccetera. Questo è realmente uno dei problemi, un problema da attenzionare perché il fatto di diventare dipendenza è veramente un problema che deve essere preso in tempo e deve avere subito deve essere circoscritto, ecco, diciamo così. I sintomi di una vera e propria dipendenza
lo si vede subito nell'individuo che può avere già, come dicevo prima, magari delle problematiche legate alla sfiducia o alla stima in se stesso, oppure nella vita, nella sfera relazionale, oppure nella sfera cognitiva. E praticamente molto spesso, ecco, mi capita anche di fare altre lezioni in altre parti, perché a me capita spesso di fare il coach anche in azienda, e mi chiedono molto spesso che dici, ma come si può riconoscere subito la dipendenza dai social? E la risposta, diciamo che praticamente è ampia, ma nello stesso tempo possono essere focalizzate alcune cose, alcuni campanelli d'allarme per capire se c'è quella dipendenza. Io ho suddiviso praticamente in 5 sintomi principali la risposta: essere costantemente e continuamente attaccato allo smartphone, oppure avere 2 cellulari in mano. Molta gente cammina, anche se ormai quasi tutti i cellulari hanno la doppia SIM, ma realmente la gente cammina con 2-3 cellulari, magari perché ha 2-3 profili. Essere continuamente alle prese, per esempio, con foto, selfie, con avere sempre la mente lì a creare magari una storia da postare su Facebook o sugli altri canali di comunicazione quali Instagram, eccetera. Oppure comunicando o parlando attraverso gli hashtag. Molto spesso molti cominciano a parlarti come se scrivessero su Facebook o come se scrivessero su WhatsApp. Oppure molto spesso, per esempio, vediamo gente che si vanta di avere milioni di amici sui social, o di aggiungerne sempre nuovo, o di conoscerne, magari ha 2.500, 3.000, 5.000 utenti, amici, ma poi magari realmente ne conosce 500. Oppure ad un punto si può vedere in alcuni individui delle problematiche legate al fatto che magari si svegliano la mattina e si ritrovano lì con l'unico pensiero di andare a prendere il telefonino e quindi a vedere magari chi ha scritto e chi non ha scritto, e questi sono segnali che veramente devono essere considerati come dei campanelli d'allarme che sono importanti da attenzionare, perché si può portare realmente a delle fasi, a dei rischi veramente molto, molto importanti. L'auspicio è naturalmente quello di ritornare, quindi di creare le condizioni per un uso lucido, un uso sano, un uso proficuo dei social network. E quindi io penso e spero che molte di queste persone riescano ad avere una capacità di un ritorno ad essere normali, anche a utilizzare la vita quotidiana come si faceva prima, quando non avevamo il cellulare in mano e quindi non facevamo tutto attraverso anche i social media. Adesso volevo affrontare con voi il fenomeno degli influencer. Come accennavo prima, negli anni, naturalmente, andando a svilupparsi sempre più questo mondo relativo a internet, si sono sviluppate anche questo fenomeno degli influencer, che non sono altro che delle persone che riescono realmente a influenzare attraverso i social media le altre persone, a seguirli, a fare magari determinate cose, oppure ad acquistare determinati prodotti, o addirittura a fare determinate azioni. L'abbiamo visto con la Ferragni, l'abbiamo visto con tanti personaggi pubblici, o pubblici sono diventati perché sono diventati influencer. Quindi è diventato tra virgolette un vero e proprio business anche essere influencer, un vero e proprio fenomeno che praticamente ha anche contribuito a cambiare il marketing, il social marketing. Il fenomeno, pensate che il fenomeno degli influencer ha un giro d'affari di quasi 1 miliardo di euro al mese, e quindi è veramente un fenomeno gigante che molto spesso praticamente non neanche si riesce a pensare.
considerate che per esempio ho letto proprio l'altro giorno un articolo sul Sole 24 Ore, coinvolge circa 20 milioni di persone in tutto il mondo, quindi è un fenomeno realmente che si è sviluppato negli ultimi anni, soprattutto proprio con lo sviluppo del social network, e che ha portato veramente alla ribalta molti personaggi che magari prima erano veramente sconosciuti. Io faccio sempre l'esempio della Ferragni, che da semplice sconosciuta è diventata oggi un fenomeno veramente importante, che attorno a lei girano veramente tanti e tanti milioni di euro. Le aziende infatti hanno capito questo e cominciano a investire sempre di più in nuovi piani di marketing che includono gli influencer nelle proprie strategie di comunicazione e di promozione dei propri prodotti. Diciamo che la scelta è azzeccata, perché realmente questo ti può indurre tanti e tanti entrate che arrivano proprio dalla fiducia che magari le persone pongono su questi personaggi. Però dall'altro diciamo, posso dire che non tutto è oro quello che luccica. Diciamo che non sempre tutti questi dati sono realmente significativi. Abbiamo valutato noi anche in Neocompro Siciliano diversi influencer, soprattutto dei blogger che hanno veramente tanti follower, però abbiamo visto anche che in alcuni casi molti di questi hanno più del 20% dei loro followers sono falsi, e quindi magari diciamo che l'influencer magari ha gonfiato i numeri proprio per essere maggiormente ricercato sul mercato, ma realmente proprio ci sono delle tecniche per andare a valutare se quel determinato influencer è realmente o ha quel numero identificato di influencer o no. Quindi io consiglio un po' alle aziende che me lo chiedono in tante prima di andare a prendere questi tipi di personaggi che poi ci possono influenzare anche gli acquisti ai vari utenti, di attenzionare bene e di affidarsi soprattutto a dei professionisti che vanno a valutare l'affidabilità del profilo, vanno a valutare anche l'affidabilità di quei personaggi. Adesso volevo passare a quello che praticamente è un po' ciò che ahimè almeno vorrei dare un contributo ai ragazzi dal punto di vista delle strategie, di quali sono le strategie per fare social media marketing. Come diceva all'inizio il professor Villari, io oltre a essere il fondatore di Neocompro Siciliano ho anche un'azienda che si chiama Innova, è una startup innovativa. Anche lì partire dalla Sicilia e affermarsi a livello internazionale è stato veramente dura. Abbiamo lavorato tanto sul social media marketing, abbiamo lavorato anche sul differenziarci. Molto spesso, ecco, le aziende qui soprattutto al sud cercano sempre di proporre magari ciò che tutti fanno. Ecco, noi abbiamo cercato invece di non fare questo, ma di focalizzarci magari su qualcosa che tutti non facevano, cioè qualcosa che praticamente era che poteva portarci un vantaggio competitivo a livello internazionale. Per esempio proprio promuovendo al massimo la nostra società attraverso i social media, quindi creando delle strategie di social media marketing, siamo riusciti ad essere per 2 anni con Innova presenti al Webit Festival, che è il festival dell'innovazione più importante che si svolge in Europa, e addirittura in uno di questi ho avuto l'onore anche di essere keynote speaker proprio per raccontare la capacità che hanno anche le aziende italiane, che magari spesso vengono evidenziate a livello internazionale come, tra virgolette, più piccole, di creare del valore e di creare anche dei progetti molto importanti. Noi abbiamo presentato 2 progetti
veramente importanti che hanno avuto un successo e una risonanza a livello internazionale. Abbiamo presentato un progetto sulla riabilitazione delle persone amputate e neurolese attraverso la realtà virtuale e la realtà aumentata. Abbiamo presentato un altro progetto su intelligenza artificiale dove praticamente le persone basta fare una foto su un neo presente sul proprio corpo, che automaticamente il sistema dall'altro lato va a identificare se quel neo è da attenzionare, quindi se si deve andare subito da uno specialista oppure no. Quindi veramente i social network possono portare anche quella visibilità che, ahimè, aziende che si trovano in territori un po' più diciamo, tra virgolette, come diceva il professore, un po' più penalizzati, perché parliamoci chiaro, io sono stato, come dicevo all'inizio, in giro per il mondo per quasi 20 anni. Sono stato negli Stati Uniti, sono stato in giro per l'Europa, sono stato in giro anche nei paesi arabi, e le migliori menti che ho conosciuto erano di origine del sud, e questo ci porta realmente ad essere ad avere quel qualcosa in più che secondo me è dato dall'enorme circolazione di esperienze che si sono susseguite negli anni nelle nostre terre, perché noi abbiamo avuto dominazioni differenti che ci hanno portato a modificare anche il nostro modo di agire, di pensare, ma soprattutto, ecco, di pensare. Adesso voglio entrare proprio sul modo, per dare un po' anche dei consigli ai ragazzi su come fare social media marketing. Diciamo che i numeri sui social sono naturalmente in continua crescita e le aziende se ne sono accorte. Capita spesso, però ancora oggi purtroppo, ahimè, di trovare anche delle pagine poco professionali, dei contenuti pubblicati in modo discontinuo, delle foto amatoriali e di bassa qualità. Noi la stiamo vivendo anche in Compro Siciliano. Adesso all'inizio noi abbiamo creato i presupposti per far entrare le prime aziende su Io Compro Siciliano, quindi nel network di Io Compro Siciliano, ma ci siamo accorti che molte aziende non avevano l'expertise, non avevano proprio realmente le competenze di essere in rete, di essere nei social media, ma già a partire dalle foto di bassa qualità o con sfondi, non vi dico come erano combinate. E realmente anche lì stiamo portando avanti una politica di far crescere le aziende, di dare un supporto a queste aziende per far sì che tutto diventa professionale, quindi può essere posto sul web per essere visto da tutto il mondo. Ricordiamoci oggi che non si può pensare a creare un'azienda che non sia globalizzata. Ormai la globalizzazione ha portato le condizioni che fanno sì che l'azienda deve essere pronta ad essere globalizzata, ed essere globalizzante, cioè quindi ad essere posta sul web in modo tale da essere vista da tutti come un'azienda con potenzialità di globalizzazione. E per gestire queste, soprattutto per esempio tutti i social media o tutte le pagine Facebook, Instagram, eccetera, non basta averlo creato, ma bisogna farlo con ponderazione e con professionalità. Si deve, per esempio, la frequenza delle pubblicazioni devono essere timeizzate, deve essere creato un piano editoriale di comunicazione integrata, quindi si deve sapere realmente cosa deve andare sul web, quale sia la strategia, avendo degli obiettivi chiari, misurabili, conoscere il target di riferimento, sapere quali sono i gusti e le motivazioni che possono avere le aziende che possono avere, che devono e che hanno i consumatori anche, che poi andranno ad acquistare i nostri prodotti. Diciamo che naturalmente, come vi dicevo prima, le giuste strategie per poter porre un piano giusto di marketing devono essere ben solide. Io faccio sempre l'analogia,
creare una casa senza avere le fondamenta solide, è normale, è inutile andarla a creare. Quindi diciamo che anche per quanto riguarda i piani e le strategie per fare social media marketing devono essere molto chiare. Io penso che per raggiungere, ho racchiuso diciamo in 9 punti ciò che praticamente è secondo me la strategia giusta per costruire un piano di marketing ottimo. Innanzitutto si deve creare e si deve fare un'analisi del mercato. Infatti praticamente per arrivare a instaurare praticamente una relazione quindi queste relazioni con l'utente finale, quindi chi fa poi gli acquisti, si deve creare questa proprio connessione, quindi devi conoscere bene anche chi va a comprare e quindi fare un'analisi di mercato, cioè ampliare le possibilità di business è sicuramente un ragionamento che si deve fare. Per farlo nel migliore dei modi e cercare di stabilire un legame col pubblico in maniera solida e genuina, come dico io. I social media sono uno veramente dei migliori canali per ottenere nuovi clienti e per mantenere quelli effettivi. Diciamo che in qualsiasi strategia di marketing i social media sono dei canali di comunicazioni veramente efficaci, potenti e che praticamente danno o forniscono alle aziende delle opportunità pazzesche proprio attraverso l'interazione con i propri clienti, quindi anche per ingaggiarne altre, perché quando un'azienda è presente sui social e quindi risponde alle domande dei vari utenti, anche gli altri diciamo per amplificazione vanno a vederle e quindi fanno sì che si abbia quell'influenza sugli acquisti di quella determinata azienda. Vi posso dire che un altro aspetto molto importante che io l'ho messo al secondo posto è fare l'audit della propria pagina social. Una volta infatti che si è compreso gli obiettivi e quindi attraverso l'analisi di mercato dove ci si vuole andare, si dovrà studiare il pubblico e sapere appunto quali sono le necessità, i loro desideri, così in modo da valutare un'adeguata strategia. Come si può fare? Intanto si deve fare attenzione al pubblico, al proprio pubblico, al pubblico di quella pagina, innanzitutto anche attraverso questo proprio per farla crescere. L'interattività è importante, quindi io consiglio sempre a tutte le aziende di partecipare alle conversazioni che magari ci sono nei forum e quindi sempre col profilo pubblico dell'azienda, rispondendo ai commenti del proprio blog, perché molto spesso le aziende creano i blog personali della propria azienda o anche su Facebook creano la pagina ma poi non interagiscono con gli utenti e questo fa sì che perde interattività, fa sì che perda quel vantaggio competitivo che può avere una campagna efficace di social media marketing. E naturalmente da qui si devono raccogliere i feedback, infatti ci sono tantissimi anche qui strumenti per raccogliere questi feedback, per andare a poi avere cognizione di quello che ci serve per aggredire sempre più i social media. Per esempio questi tool io ne uso parecchi, comunque c'è Qualaro, Typeform, User Echo, Drift, Oitar, comunque sono questi una parte un po' degli strumenti che di solito almeno noi utilizziamo per fare marketing analyst. Terzo punto è l'analisi dei competitors, una mossa davvero intelligente prima di iniziare di creare contenuti e indagare sulla concorrenza. Spesso si trova un punto di vista diverso studiando i post dei competitors che hanno magari andando a studiare proprio quei post che hanno avuto maggiore successo. Già per esempio su Facebook se un post di un competitors ha avuto un tot di visualizzazione ce ne accorgiamo subito e quindi andare a rubare
tra virgolette, idee altrui non è etico, ma non giova alla propria immagine, ma analizzare i punti di forza della concorrenza e trovare degli spunti per creare un contenuto originale utile è veramente un qualcosa da fare. Poi come quarto punto ho messo impostare degli obiettivi smart, naturalmente dopo aver definito il target, analizzato la concorrenza, naturalmente è il momento di stabilire quali sono gli obiettivi che l'azienda può avere. È dimostrato che ha il 30% addirittura di probabilità in più per avere successo se hai ben chiari gli obiettivi che vuoi raggiungere. Proprio sono degli studi che proprio l'altro giorno sono andato a vedere dall'Università di Oxford. E devi raggiungere questi obiettivi che devono avere 5, secondo me, dico sempre a tutti, devono avere 5 obiettivi, 5 caratteristiche più che obiettivi principali, ed essere, come ho scritto lì, smart. Intanto devono essere specifici, cioè gli obiettivi devono essere chiari e ben precisi. Devono essere misurabili, perché gli obiettivi devono avere sempre una metrica. Devono essere raggiungibili, perché questi obiettivi non dovrebbero essere mai astratti, ma assolutamente raggiungibili. Devono essere pertinenti, cioè devono essere in linea con la strategia aziendale, e quindi devono apportare sempre un beneficio per il per il proprio business. E poi devono avere delle scadenze, cioè per essere misurati, valutati ed eventualmente corretti, devono avere proprio delle scadenze. Naturalmente una parte importante è quella da dedicare all'ottimizzazione dei propri profili, per esempio per creare delle storie o dei post interessanti. Quindi si deve cercare proprio di costruire un vero e proprio piano editoriale, si deve costruire quello che poi nel sesto punto proprio identifico come calendario editoriale, cioè si deve cercare di creare dei passaggi fondamentali proprio per ottimizzare i propri profili. E quindi attraverso che cosa? Attraverso la compilazione dei campi, di tutti i campi del profilo. Molto spesso vedo proprio delle pagine fatte proprio con 2 righe e basta. No, si deve cercare sempre di ottimizzare tutto, quindi di completare. Giuseppe si è messo in muto, attento, da 10 secondi, completare. Si è messo in muto da solo, forse qualcuno. C'è il muto. Giuseppe è in mute, ok. Mi senti? Scusi, credo che sia a causa mia, ho cliccato il tasto sbagliato. Ok. Però non so come si riattiva. No, a posto, penso mi sentite? Ah, no, si è riattivato, meno male. Riattiva il video tranquillamente. Ah, okay, tutto a posto. Scusi. Ok, adesso praticamente, infatti, come dicevo prima, poi il sesto punto è realizzare un vero e proprio piano editoriale. Immagina che il piano editoriale è come se fosse un calendario, quindi timeizzare tutti questi post, renderli specifici e renderli fruibili, e quindi come se fosse una sorta di scala che gli utenti consumatori poi vanno a salire. Questo deve essere fatto naturalmente curando per bene i contenuti, cioè quando si pubblica i contenuti si deve fare in modo ragionato, a seconda dei social network, perché diciamo che ci sono ogni social network ha una particolarità, una peculiarità specifica. LinkedIn, per esempio, è una rete professionale perfetta per un pubblico B2B. Per Facebook magari è già un qualcosa che possono fornire un'ottima opportunità per connettersi ad un pubblico
particolare con i vari gruppi che si possono creare. Facciamo l'esempio sempre di Io Compro Siciliano. Realmente il gruppo Io Compro Siciliano è un gruppo specifico, un gruppo chiuso relativo alla Sicilia, e quindi Facebook si deve sfruttare per quello che realmente è, cioè andare a creare delle strategie di social media marketing, andando a puntare anche lì su dei gruppi particolari. Instagram per esempio è il social delle foto, quindi anche lì le immagini e i video brevi devono essere la parte principale della tua campagna social media marketing. Twitter poi c'è, che è il social network istantaneo per eccellenza, i classici tweet, cioè dei post brevi che comunque identificano una comunicazione, oppure il nuovo TikTok che magari lo fai creando, quindi fai social media marketing creando dei video magari ironici o che possano coinvolgere magari dei personaggi o diciamo mimando anche dei personaggi della vita comune. Naturalmente una volta che hai compreso l'utilità delle varie reti network, devi scegliere le attività più adatte da dedicare ad ogni social network, e quindi questo deve essere fatto veramente bene, deve essere fatto con cognizione, senza praticamente andare a sbagliare un colpo, tra virgolette, cioè senza andare a sbagliare e a postare delle cose su un social network che magari non ti potrà dare dei risultati anziché su un altro. Naturalmente una volta curati i contenuti è andato praticamente è dato questo timing, questo calendario editoriale, una parte importante è appunto solo a quel punto io consiglio a tutti di andare a far crescere la pagina o quel determinato social media attraverso annunci sponsorizzati. È inutile andare a spendere dei soldi che poi non funzionano. Molto spesso mi è capitato, miei clienti che venivano da me e mi dicevano che praticamente volevano fare, dice io facciamo delle sponsorizzate mettendo 1.000 euro, 2.000 euro. Non funziona così. Anche lì le sponsorizzazioni devono essere fatte con cognizione, devono essere fatte con un approccio orientato a quel social media marketing, e quindi devono essere, cioè non basta mettere in evidenza o promuovere il tuo post, ma quel post deve avere un ritorno, e questo ritorno deve essere pari all'investimento che fai. Quindi io infatti dico sempre partiamo da poco e poi andiamo a crescere. Se quel post ha quell'interattività giusta, poi sì che mettiamo le somme per sponsorizzarlo e quindi per portarlo avanti nel miglior modo possibile. Naturalmente, per finire questa parte, alla fine è normale che infatti come negli annunci sponsorizzati, ogni cosa deve essere corretta, quindi deve essere valutata, deve essere ottimizzata tutta la strategia. Quindi man mano che praticamente si va a porre un'attività di social media marketing, poi deve essere realmente testata, si deve capire, ecco, quindi per questo deve essere metrica, perché si deve capire se sta andando bene, se deve crescere, dove deve essere modificata, e quindi quindi si deve testare per poi porla nel miglior dei modi e avere i risultati che merita. In conclusione, diciamo che i social media sono realmente oggi uno strumento necessario per creare quel contatto diretto con i propri clienti e aumentare un po' anche la consapevolezza del marchio, quella brand awareness che praticamente tutti magari utilizzano come vocabolo, ma che molto spesso non si possono vedere dei risultati certi, proprio perché non si utilizzano anche delle persone che
che sono adatte a farti quel tipo di attività, quel tipo di strategia di social media marketing. Infatti io spero che cresca sempre di più anche qui, soprattutto nelle regioni del sud Italia, diciamo in generale, la consapevolezza che l'attività di social media e quindi un piano di social media marketing non può essere fatto da una persona che non è del settore, una persona professionale, non può essere fatto dal cugino perché sta sempre dalla mattina alla sera sui social media, o da chi che magari si fa 1000 post al giorno perché si fa magari dei selfie in continuazione, ma deve essere fatta da persone capaci, da persone professionali, e tutte le aziende devono capire sempre più che questo deve essere fatto da professionalità capaci di far spendere un determinato, quindi far avere un determinato costo all'azienda, ma nello stesso tempo deve far avere un introito che copra quei costi e che abbia un beneficio per l'azienda. Adesso praticamente vorrei passare a ciò che veramente ha portato il Covid ha portato magari ad un risveglio in Italia, soprattutto perché realmente l'Italia rispetto alla digital transformation era un pochettino dietro, ed è diventata veramente una necessità che un po' le aziende devono avere. Io penso, e lo dico sempre un po' a tutti, che tutte le aziende che non si stanno trasformando digitalmente non andranno avanti, cioè non avranno futuro. Ci sarà un momento in cui realmente moriranno. Prima di farti andare in questa argomentazione, da moderatore è giusto che ti lamenti, quindi abbiamo l'ultimo quarto d'ora, se ritieni magari ti vuoi 2 minuti per qualche domanda, se puoi naturalmente. Sì, prego, scusa l'interruzione. No, volevo chiedere infatti anche questo, poi chi vuol fare delle domande è un piacere anche. Sentiamo qualcosina prima delle 1:15, così magari io velocemente queste due parti che sono la digital transformation e come trasformare un'idea in un'impresa di successo, perché sono due parti veramente che secondo me sono strategiche un po' per le aziende di oggi. Rapidamente, appunto, come dicevo prima, la digital transformation è diventata un vero e proprio una necessità per quanto riguarda il periodo che stiamo vivendo, perché realmente un'azienda che non si digitalizza in questo momento resterebbe indietro, ma lo possiamo vedere proprio in questi giorni. Tutti i ristoranti che non hanno avuto l'accortezza di attivare delle attività di prenotazione online magari sono rimaste indietro rispetto alle altre, e questo è veramente importante. Anche la stessa istruzione, parliamoci chiaro, se non ci fosse stata la DAD, la cosiddetta DAD, gli studenti sarebbero stati fermi, e quindi anche quello è un segno appunto di digital transformation che sta facendo sì che, grazie tra virgolette al problema Covid, si sta ponendo sempre in primo piano. Io vi faccio un esempio, anche altri paesi come quelli dell'est Europa si stanno muovendo in tal senso, ma da parecchi anni. Noi come Innova per esempio abbiamo presentato un progetto all'Università di Varna già 2 anni fa per insegnare nel corso di specializzazione di medicina attraverso la realtà virtuale e la realtà aumentata insieme, coinvolgendo gli studenti attraverso dei video immersivi a 360 gradi. E quello è anche un'opportunità in più per trasformare e quindi per avere questa digital transformation anche dal punto di vista formativo, che è importante. Io conosco bene il professore Villari e so che lui è attento a tutte queste nuove tecnologie. Volevo finire con quella che praticamente è un po' quella che mi tocca in prima persona, cioè quella di trasformare un'idea o un'impresa. Tra l'altro qui vi ho messo una bozza
in questa slide proprio una bozza della copertina del mio libro che sto scrivendo e che magari ecco, la lancio lì, magari ci potremmo fare una presentazione proprio all'Università di Messina. Buona idea, prendiamo l'occasione per fare questo. Perché molto spesso questo è un qualcosa che ho avuto da sempre. Io ho viaggiato tanto, ho fatto Davide, tanto. posso chiedervi magari se è possibile mettere in condivisione le vostre slide? Penso che i ragazzi possono magari in PDF, se non ci sono problemi di... Assolutamente, magari li mettiamo e mandiamo un po' il link a tutto, lo mettiamo anche sulla pagina che ho creato io con siciliano.com/Università Messina. Assolutamente sì, e come vi dicevo prima, qui molto spesso, soprattutto lo vediamo qui al sud, non è facile trasformare l'idea in una startup e quindi in un'impresa di successo. È un po' quello che sto cercando di trasferire attraverso questo libro, è proprio questo, quello di dare la prospettiva a chiunque abbia un'idea, che sia giovane o che sia meno giovane, di portarla a diventare business. È un po' quello che abbiamo fatto in Neocompro Siciliano, da fenomeno social pian piano abbiamo cercato di trasformarlo in un processo che poi è diventata impresa, che oggi è la prima società benefit in Sicilia, quello che oggi è una testata giornalistica online, quindi ci siamo ideati dal profilo social, siamo passati a ciò che oggi è una realtà, un brand internazionale che deve promuovere la Sicilia, che lo promuove e che attraverso il quale le aziende si possono aggrappare per andare in mercati quale la Cina, gli Stati Uniti, il Canada, che sono mercati magari che a piccole aziende sarebbe non facile da arrivare. Naturalmente io penso che anche lì si deva agire in modo attraverso un percorso necessario per trasformare quest'idea in un business, come io chiamo, di successo. Intanto per passare questo modello di business, io consiglio a tutti, per esempio, in genere di parlarne con gli altri, capire se quella idea realmente è rivoluzionaria, se quell'idea può andare sul verso giusto, quindi se può essere presa dal mercato. In secondo luogo si devono definire mission e vision, poi cercare di creare quel modello di business, cioè un'idea è un'idea, poi deve essere passata ai fatti, deve avere anche un modello di imprenditorialità che possa portare quei benefici, quegli introiti che la fanno trasformare in un'azienda. Quindi questo sicuramente il primo passo, il primo test da fare è il business plan. Poi si va a testare questo business plan, si corregge magari 2, 3, 4 volte, perché magari l'idea di business iniziale deve essere trasformata per poterla realmente ottimizzare e porla sul mercato in un determinato modo. Naturalmente, dopo aver fatto questi passaggi, naturalmente si deve agire, quindi porla sul mercato come meglio si è pensato, quindi anche dallo studio del business plan e di tutti i modelli di business che magari sono venuti in mente. E infine un consiglio che poi do a tutti una volta passati ad impresa reale è quella di imparare continuamente, cioè siamo in un'epoca veloce e in continua trasformazione, e oggi come oggi le aziende non possono essere più statiche, ma devono essere sempre al passo dei tempi, e quindi si devono sempre più adattare al momento. Oggi come oggi, per esempio col Covid l'abbiamo visto, tutte le aziende che non sono adattate al momento hanno chiuso, e questo è veramente importante. Vabbè, qui nell'ultima slide ho messo un po' i nostri riferimenti, quelli miei e quelli di Davide. Qui ci sono sia la pagina LinkedIn sia la pagina Facebook e un po' i nostri riferimenti. Adesso se c'è qualcuno che magari vuol fare qualche domanda, con piacere noi siamo qui a rispondere, tanto mancano 5 minuti. Esatto, grazie Giuseppe. Infatti già Giorgio, visto che ha alzato la mano, chiede ai ragazzi che vogliono fare qualche domanda, con piacere.
alzate la mano sul sistema, sul tool di Teams, in maniera tale da potervi selezionare. Stavo sorridendo, Giuseppe, perché non potevi non avere riferimenti LinkedIn e Facebook, avendo improntato la tua grandiosa presentazione su come approcciarsi ai social. E io penso che per i ragazzi sia importante capire cosa sta succedendo, quali sono le dinamiche. Ti ringrazio per l'osservazione anche sulla digital transformation. Sì, dobbiamo stare sul pezzo, tutto cambia molto rapidamente, quindi è questo ormai il nostro vivere, il nostro essere, praticamente. Ti dico con un po' di tristezza che essere diciamo, rinchiusi è un po' brutto, ma sono certo che avremo tempi migliori, quindi ti confermo al 100% te, Giuseppe, anche Davide, di avere una possibilità di incontrarci di persona, magari al rettorato. Vi presento al rettore, diciamo così, cerchiamo di fare tutto per tempo, perché andiamo sempre di corsa, come sai, Giuseppe. A questo punto lascio la parola a Giorgio Nocera, che ha alzato la mano. Prego, Giorgio, se puoi accendere anche la camera così ti vediamo in faccia. Subito. Grazie, sì, è giusto che... Certo. Intanto Giorgio, buongiorno a tutti. Sì, grazie professore, grazie Giuseppe. Davide, allora, grazie mille per il tempo che ci avete dedicato e complimenti per l'entusiasmo che dimostrate, perché è fantastico, mi avete conquistato. Volevo chiedervi delle informazioni relativamente al marketplace di cui avete parlato per Io Compro Siciliano, se è possibile. Mi ha catturato l'idea di business che avete utilizzato e soprattutto volevo sapere, se è possibile sempre, quali sono i vantaggi per i vostri clienti, cioè avere una vetrina a livello nazionale. Io parlo come clienti, non gli utenti finali, quanto le aziende, quelle di cui parlavate. E poi, in quel caso, i vostri vantaggi, cioè i vostri guadagni derivano da, non so, avete un prezzo sul transato, roba di questo tipo? Sì, vabbè, rispondo io a questa domanda. Allora, intanto anche lì, come dicevo prima, per quanto riguarda le aziende, quindi nel trasformare l'idea iniziale in un business, lì si deve fare tutto uno studio, dei passaggi necessari per poter arrivare al fine che volevamo. Noi abbiamo creato il marketplace, in questo momento è solamente per gli utenti finali. Stiamo lavorando per creare il marketplace per il B2B, quindi business to business, e quindi per entrare nei canali Horeca. Naturalmente i vantaggi delle aziende sono molteplici, perché attraverso noi si pongono sui mercati internazionali, si possono porre sui mercati internazionali che magari con le proprie forze non potrebbero arrivare. Noi lo facciamo sia col marketplace, che il marketplace non è altro che una vetrina, ma soprattutto lo facciamo sia con la web TV, sia con anche le nostre relazioni internazionali. Noi abbiamo anche lì cercato di creare un modello di business particolare, nel senso che vi faccio un esempio solo della parte logistica. Noi abbiamo creato un magazzino centrale tipo Amazon, tra virgolette, perché, quindi andando a vedere il modello Amazon, perché all'utente finale, quindi al consumatore finale, un pacco deve arrivare un unico pacco, cioè io consumatore finale vado a comprare da 10 prodotti da 5 aziende differenti, è bello che a me arrivi un pacco solo, Io Compro Siciliano, con le 5 aziende, i 10 prodotti delle 5 aziende in un unico pacco. Per questo abbiamo deciso e abbiamo creato questo magazzino centrale che dove arriva l'ordine dal cliente finale e da lì parte per il consumatore in un'unica scatola, e il consumatore finale va a pagare un'unica spedizione. Diverso è invece per il B2B, quindi per il business to business. In quel caso il prodotto parte direttamente dal produttore. A noi, attraverso il nostro network internazionale, andiamo a prendere l'ordine e automaticamente l'ordine lo passiamo all'azienda che lo spedisce. Quindi per le aziende hanno un duplice vantaggio, quello di porsi su due mercati, il mercato B2C e il mercato B2B, e di porsi soprattutto in mercati che magari era difficile arrivare. Noi abbiamo proprio nel nostro business model creato dei responsabili per ogni nazione. Abbiamo dei responsabili negli Stati Uniti, in Canada, in tutti i paesi d'Europa, in Cina, in Russia. Quindi abbiamo creato queste
nostre persone di fiducia, tra virgolette, dei nostri country manager per ogni nazione, utile per promuovere il brand Io Compro Siciliano che sta sopra tutte queste aziende. Quindi questo porta veramente notevoli vantaggi. Naturalmente i vantaggi di Io Compro Siciliano sono quelli di avere delle percentuali di introito. Ogni transazione, ogni vendita che fa Io Compro Siciliano naturalmente ha una percentuale, naturalmente che varia se quella vendita è al consumatore finale oppure ad un'altra azienda, ecco. Mi permetto di aggiungere anche che il valore anche aggiunto è quello proprio del brand, cioè molte aziende in Sicilia hanno il loro già pure il sito e-commerce, ma loro hanno sposato di stare anche dentro Io Compro Siciliano. Addirittura alcune di queste aziende hanno cominciato a creare dei prodotti solo per la vendita attraverso Io Compro Siciliano. E mi piace citare una delle tantissime esperienze che viviamo quotidiane di un'azienda, di un ragazzo che di famiglia, insomma, la famiglia ha un'ottica da tanto tempo. Lui primissimi, subito dopo che eravamo nati, quindi fine aprile, ha postato un prototipo di un paio di occhiali che hanno un'immagine molto legata alla Sicilia. Era solo un prototipo, ha avuto milioni di visualizzazioni, ha avuto milioni di domande e commenti, e su quei commenti ha costruito un modello di azienda. Non aveva niente, né gli occhiali né il sito, niente. Mi ha chiamato lui un paio di mesi fa, ci ha contattato, ci ha chiamato in azienda, ci ha fatto vedere tutti i prototipi che ha creato, stupendi, anche particolarmente belli, e ci ha detto: io vi dico grazie, perché grazie a voi ho creato questo, e oggi vi dico questo è dedicato a voi, cioè io voglio vendere attraverso voi determinati articoli che ho creato ad hoc per Io Compro Siciliano. Quindi questo ti fa capire quanto è forte il brand. Cioè oggi io voglio stare dentro Io Compro Siciliano perché sposo il brand, che ti dà tanto, ti dà anche la comunicazione di quel sito, di quel marketplace, che noi lo promuoviamo anche attraverso la web TV, con tutti gli indotti che danno quell'identità al prodotto, al produttore, all'azienda. Quindi noi andiamo ad aggiungere tanti vantaggi che sicuramente in maniera indipendente non riusciresti a ottenere. Ho visto che c'è un'altra, ringrazio Giorgio. Grazie mille, gentilissimi, fantastico. Domanda, passiamo ad Andrea Arena che ha alzato la mano. Grazie Giorgio. Andrea, se puoi abilitare la camera così ti vediamo. Grazie. Si vede? Vai. Si vede? Ok, ma quindi parte del vostro programma è anche dare la possibilità a nuove aziende di svilupparsi? Certo. Sì, anche di adattarsi soprattutto ai mercati internazionali. Vi faccio un esempio: abbiamo avuto una commessa dagli Stati Uniti e praticamente abbiamo scoperto che molte, o ti posso dire il 90% delle aziende che praticamente sono e fanno parte del grande circuito Io Compro Siciliano non hanno l'FDA. FDA non è altro che una certificazione che deve avere dei prodotti, e quindi tu azienda devi avere l'FDA per poter portare o per poter inviare negli Stati Uniti quei prodotti. Ecco, bene, Io Compro Siciliano agevola le aziende, quindi li forma, li struttura in modo tale da poter essere anche competitivi a livello internazionale. Infatti stiamo proprio portando e facendo proprio realmente facendo prendere queste certificazioni dell'FDA a diverse aziende che veramente sul mercato americano ci possono stare per la peculiarità dei propri prodotti, e quindi facendole crescere, portandole in un percorso anche formativo che li pone a livello internazionale nel giusto spazio che meritano. Grazie Andrea per la domanda. Ci sono altre domande, ragazzi? Non ne vedo di altre. Giuseppe, Davide, che dire? A questo punto noi ci accingiamo alla conclusione. Devo dire effettivamente abbiamo raggiunto numeri veramente alti, c'erano picchi di 150 persone connesse su Teams, altre 40 le ho viste su YouTube, non so su Facebook, quindi non posso che essere contento per questo primo esperimento che, vi ribadisco, riproporremo sicuramente perché ha una valenza veramente incredibile. Io vi ringrazio e ringrazio Davide, ringrazio Giuseppe, è stato un mio piacere avervi ospite in questa finestra, diciamo così, di formazione per i ragazzi a cui teniamo particolarmente, e niente, ci lasciamo per la prossima volta.
Noi speriamo di non essere stati particolarmente prolissi nelle sport. Abbiamo cercato un po' di creare sia la parte per far conoscere il progetto Io Compro Siciliano, ma sia la parte che doveva essere formazione per i ragazzi, perché è molto veramente importante. È quello che l'Università di Messina, devo dire, che sta crescendo veramente tanto. Già ai miei tempi lo era. Io posso dire che all'epoca la facoltà di informatica, quando c'ero io, era sperimentale, come si diceva all'epoca, ma realmente noi eravamo al passo con le più grandi università che c'erano a livello mondiale. Quando io facevo quell'esempio cominciavamo a programmare i primi modelli di chat virtuali in rete, realmente io vi parlo degli anni 98, 99, io mi sono laureato nel 2001, e realmente l'Università di Messina già eravamo comunque all'avanguardia. Oggi realmente l'Università di Messina è veramente alta formazione e sono sicuro che dalla quale usciranno delle valide professionalità, poi grazie anche a professori veramente illuminati e illuminanti come il professor Villari. Dovete essere veramente soddisfatti di averli, perché realmente hanno la mentalità aperta che possa portarvi in un contesto internazionale importante. Grazie Giuseppe per le tue parole. A questo punto possiamo concludere qua. Ti ribadisco, c'è un invito pronto per la prossima volta, perché è stato un seminario veramente eccezionale. Grazie Davide. Grazie persona, ma sarà impegno mio di incontrarci quanto prima. Giuseppe, noi continuiamo a macinare su progettualità e cose del genere, perché ci divertiamo tanto. Cerchiamo di far sentire i ragazzi. Grazie a tutti, anche ai partecipanti. Ciao, ciao. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti. Buona giornata.